Il presidente veneto Luca Zaia ha partecipato a Roma alla riunione della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, una riunione interlocutoria dalla quale non sono emersi particolari passi avanti sul fronte dell'autonomia. Ma guardate, siamo ancora nella fase della luna di miele, poi la luna di miele finisce e si capirà se un bel matrimonio solido funziona oppure no. Di buoni propositi ce ne sono tanti, ma noi abbiamo il tema tempo e il tema qualità del progetto. Se i tempi saranno rispettati, cioè che si fa veloce, si fa presto, bene, e se la qualità del progetto significa autonomia vera, noi siamo qui per firmare. Se poi diventa una presa in giro e ci vengono a dire che andremo alle calende greche, vuol dire che andremo in altra direzione. Ed ecco invece cosa replica Zaia al ministro Fioramonti, in quota Movimento 5 Stelle, che già aveva cassato l'ipotesi di autonomia almeno per quanto riguarda la scuola. Intanto i grillini non hanno mai voluto l'autonomia e Fioramonti la sta dimostrando con queste dichiarazioni. Di certo non è lui che deciderà se facciamo l'autonomia oppure no. Si legga non solo la nostra proposta ma anche la Costituzione. E dall'altro devo dire che abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che a dicembre 2018 aveva annunciato la chiusura dell'autonomia per febbraio 2019. Di Maio a luglio ci ha detto che doveva dar vita a una commissione di accademici partenopei per studiare l'autonomia, quindi mi sembra di capire che tanta voglia non ne avessero. Dopodiché ha sciolto il dubbio il ministro Provenzano, che ha ringraziato il ministro Lezzi 4 giorni fa dicendo per fortuna la Lezzi ha bloccato l'autonomia, quindi i 5 Stelle non hanno mai voluto l'autonomia. Più concreti i risultati dell'incontro sul fronte dell'emergenza medici. Questa mattina abbiamo approvato un documento importante per la sanità che è quello dell'emergenza dei medici. Mancano 56.000 medici in Italia, 1.300 in Veneto. Tutte le regioni sono colpite da questo fatto che è mancata la programmazione, quindi non abbiamo gli specializzanti. Abbiamo necessità di mettere mano a tutto il sistema e con delle misure urgenti per il momento, che sono quelle ad esempio di cercare di coinvolgere nei nostri ospedali ad esempio i medici laureati e abilitati che possono fare le guardie mediche, e quindi questo è un primo tema, il Veneto lo sta già facendo in collaborazione con l'università. Il tema dei pensionati: escono a 65 anni dai nostri ospedali, attraversano la strada e vanno a lavorare dai privati. Già i privati assumono i nostri medici non pensionati. Vorremmo avere una contrattazione ad esempio a tempo determinato con i migliori, con i grandi professionisti che dovevano andare in pensione ma hanno ancora voglia di lavorare.